Non c'è niente ufficiale, primo perché non è certo che il Presidente assuma il Ministero della Cultura. E certamente se assumesse il Ministero della Cultura, così se ne è parlato, ma in maniera molto vaga, una certa collaborazione, sono ormai 15 anni che collaboro con lui nel settore, quindi in pratica me l'ha chiesta. Questo non toglierebbe il fatto che non sarebbe più un incarico tipo quello che svolgo oggi in Regione, dove il mio impegno è a tempo pieno, tanto che questa campagna elettorale, diciamo, devo trovare il tempo per dedicarmi a Portogruaro per poi arrivare a tempo pieno a Portogruaro, ma sarebbe una forma di collaborazione soltanto, diciamo, un po' leggera, ecco.